Attore. Buongiorno, ben ritrovati, buona domenica 26 novembre a tutti voi telespettatori con la nostra prima edizione. Anche oggi con voi affronteremo tantissimi temi, ovviamente la cronaca, ma torneremo a parlare anche del disagio dei ragazzi affetti dalla sindrome di Hikikomori. L'abbiamo raccontato ieri nel telegiornale di Treviso, il disagio dei ragazzi, quindi non solo nelle relazioni con le ragazze, ma anche i tanti giovanissimi che si isolano nelle loro stanze e non vanno più a scuola. È un allarme che hanno lanciato i presidi proprio ai nostri microfoni ieri a Treviso. Parleremo ovviamente anche dell'economia e con uno sguardo a Longarone ci collegheremo con il nostro Lucio Zanato, perché c'è un settore importante che oggi ha un momento decisivo con il via alla mostra internazionale del gelato a Longarone. Avremo quindi il nostro Lucio Zanato in diretta. Nell'ultima parte parleremo di un tema molto importante che riguarda l'intelligenza artificiale. L'abbiamo affrontato in diversi settori, ma mai in un settore, quello della creatività. Avremo con noi due importantissimi esponenti del fumetto nazionale e internazionale, perché l'intelligenza artificiale sbarca anche nel mondo dei fumetti e questo ovviamente può provocare diversi problemi in un settore lavorativo in crescita, se è l'intelligenza artificiale a creare di fatto o rielaborare dei disegni. Quindi di tante cose parleremo. Ovviamente c'è in primo piano la cronaca e abbiamo appena chiuso un primo cerchio ieri sulla vicenda terribile dell'omicidio di Giulia Cecchettin, con l'arrivo a Venezia e poi il trasferimento in carcere di Filippo Turetta, che un altro fatto di sangue sconcerta Venezia, in questo caso il centro storico di Venezia. Un'altra vicenda, un'altra storia, ma certamente un fatto sconcertante, perché è accaduto di notte in pieno centro storico a Venezia. Un 25enne tunisino è stato ucciso a colpi di pistola o con un colpo di pistola dopo una lite in un bar. Allora abbiamo in collegamento il nostro Filippo Fois da Venezia, che insieme a Lorenzo Maier sta seguendo la vicenda. Filippo, cosa ci puoi dire? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Dunque, innanzitutto potrei dirvi c'è una prima novità, perché risulta che l'arma da fuoco con la quale sono stati esplosi i colpi che hanno ucciso questo giovane di origine tunisina fosse addirittura un fucile da caccia. Noi dobbiamo sempre usare il condizionale, perché ancora su questa vicenda c'è il riservo da parte degli inquirenti, ma abbiamo avuto modo di raccogliere alcune poche in realtà testimonianze di chi si trovava nel luogo in cui è accaduto l'assassinio. Siamo attorno alle 23:30, la zona è quella di Cannareggio, la calle si trova tra il Ponte delle Guglie e Campo San Geremia. Qui c'è un locale che tiene aperto fino a tarda notte, non si tratta esattamente di un bar, è un locale per asporto in cui si vendono panini e bibite. All'interno di questo locale sarebbe avvenuto appunto la sparatoria in cui ha perso la vita questo 25enne di origine tunisine. A sparare sarebbe stato un giovane veneziano di 33 anni. I motivi al momento sono ancora da chiarire. In un primo momento si era avanzata l'ipotesi che si trattasse di un fatto legato allo spaccio di stupefacenti, ma nelle ultime ore si è fatta largo anche l'ipotesi che si tratti di un delitto passionale. Alcuni testimoni ci hanno detto che una lite era già cominciata in Campo San Geremia, dopo si è spostata poi in realtà di pochi metri fino al locale in cui si è consumata la tragedia. Nonostante ci si trovi in una direttiva che generalmente è molto percorsa, perché la strada che dalla stazione ferroviaria porta verso il centro di Venezia, non c'era tantissima gente per strada. Siamo in una fase di bassa stagione, anche alcuni degli alberghi che si trovano qui adesso chiuderanno per un certo periodo, perché non ci sono molti turisti. I ristoranti avevano già chiuso.
Chi c'era ci ha detto che si è sentito a un certo punto una specie di tonfo, tant'è vero che alcuni che sono usciti dalle proprie attività pensavano fosse accaduto qualche cosa e quando poi sono usciti dalle proprie attività si sono ritrovati di fronte a questa scena tremenda, un corpo a terra. E dobbiamo dire anche che ci hanno informato che l'intervento delle forze dell'ordine è stato pressoché immediato. Naturalmente è stato il panico in quel momento e dopo questo giovane che letteralmente giaceva in oramai già privo di vita e dopo la persona che effettivamente ha sparato, che è stato immediatamente arrestato da parte dei carabinieri. Devo dirti che proprio le prime informazioni sono veramente molto frammentate. Ecco, Filippo. Sì. Filippo, si sta parlando, ovviamente siamo ancora nel campo delle ipotesi, tu dicevi di un delitto passionale, di una ipotesi che potrebbe essere la gelosia dell'omicida nei confronti della vittima, nuovo fidanzato dell'ex evidentemente compagna dell'assassino. È una delle ipotesi? Esatto, siamo sempre nel ramo delle ipotesi. Quello che è certo è che c'è stata, perché questo ce l'hanno confermato un paio di persone che abbiamo avuto modo di avvicinare, che c'è stata una violenta lite che è partita in campo San Geremia, si è poi spostata di qualche centinaio di metri fino alla calle dove dopo è avvenuto il fatto con questa sparatoria. Certo è un fatto che ha lasciato, come potete immaginare, la città attonita, perché eventi di questo genere veramente a Venezia non sono. Certo, con queste modalità, certo. Certo. Esatto, quindi certo. potrebbe essere, dicevi, che non si tratti di una pistola ma di un fucile addirittura? Addirittura sì. Qualcuno ci ha detto che si trattava di un fucile, che questa persona, però stiamo sempre Certo, io devo dire che bisogna andare con i piedi di piombo, un fucile da caccia. Va bene, allora Filippo, ci aggiorniamo nel corso del nostro telegiornale, magari ci sentiamo un altro paio di volte per avere ulteriori aggiornamenti. Sappiamo che un 33enne veneziano è stato arrestato comunque per omicidio volontario. Esatto. Ecco, un'ultima cosa, tu stai già sentendo anche un po' ovviamente i residenti della zona, che la sensazione qual era? Ma la sensazione, bisogna dire, si tratta di uno dei pochi locali che rimangono aperti fino a tarda ora, qualcuno ci ha detto addirittura fino alle 4 di mattina. Negli ultimi anni c'è stato, diciamo, un peggioramento di certe frequentazioni a Venezia la sera, soprattutto dopo una certa ora, e quei pochi posti che rimangono aperti diventano, loro malgrado naturalmente non hanno alcuna responsabilità che li gestisce, però diventano i luoghi in cui poi luoghi di ritrovo per persone insomma poco raccomandabili. Questo è quello che sostengono qui i residenti. Va bene, allora Filippo, ci risentiamo nel corso della prima edizione per altri aggiornamenti. L'unica cosa certa che sappiamo è che un 25enne appunto tunisino è stato ucciso all'interno di un bar, di un locale gestito da cittadini bengalesi, e ad ucciderlo è stato un 33enne italiano che è stato arrestato dai carabinieri. Ci risentiamo fra poco, Filippo, con ulteriori aggiornamenti. Questo accade a Venezia, invece a Mestre c'è chi anche in via Gozzi, non solo in via Cappuccina e Corso del Popolo, mette il filo spinato davanti al condominio contro spaccio e degrado. Attention barbed wire, attenzione, pericolo filo spinato, sorveglianza armata. Qui al civico 31 di via Gozzi a Mestre, residenti di questo condominio decidono di affidarsi al filo spinato contro sbandati e degrado. La decisione nel corso dell'ultima assemblea di condominio, anche se c'è già chi ha trovato il modo di superare la zincatura appuntita del filo, ci dice uno dei residenti che per timore di ripercussione chiede l'anonimato del citofono. Stamattina ho visto uno di questi sbandati che è entrato dal cancello di via Leardi, è entrato tranquillamente, ha attraversato tutto il cortile, tutta l'erbaggio, è andato giù al garage. Poco prima al civico 4, sempre qui in via Gozzi a Mestre, un altro garage è stato completamente avvolto dal proprietario del filo spinato. E la prossima mossa quale sarà? Cioè ce lo chiediamo tutti.
Prima di via Gozzi, filo spinato anche in via Carducci, a 2 passi dall'M9, e così lungo via Dante, strada parallela tra via Cappuccina e via Piave. Però è inutile dal mio punto di vista che continuino a fare retate che dimostrino potenza di organizzazione, elicotteri che volano. Sono tutte sceneggiate. Già mia suocera l'hanno scippata qua, proprio a 30 metri da casa. Mi hanno rubato la borsa, aveva appena fatto bancomat. La cosa, diciamo, alla quale bisogna stare più attenti è il discorso che poi ti rubano le borse, perché di questo vanno in cerca di soldi. A Mestre, anni fa, i primi a munirsi di cancelli contro gli sbandati, i frati di via Cappuccina. Noi a casa siamo tutti alle 7:30 massimo. Così a Mestre, poi c'è la piaga dei ladri a Marcon, siamo sempre nel veneziano Agaggio di Marcon, i ladri arrivano a rubare anche le luminarie, le decorazioni di Natale, ovviamente i bimbi in lacrime. Sono le 3:50 del mattino appena trascorso, Gaggio di Marcon, mentre in casa tutti dormono con i bimbi, fuori nel giardino privato e recintato dell'abitazione il raid è in corso. Il furto è ripreso in diretta dalle telecamere di videosorveglianza della famiglia Rossi, qui in via Papa Giovanni XXIII. Scusa, ma mi viene da piangere. Si commuove, ancora scossa e sotto shock. Sara piange da stamani, da quando è stata derubata, e con lei i suoi bimbi. Il ladro, che Sara nel suo post Facebook chiama Verme, si è portato via tutte le decorazioni natalizie da giardino, comprate solo ed esclusivamente per dar gioia ai suoi bimbi, dice. E avevamo qui dei lampioni sempre solari, uno qui e uno appoggiato di là. Lui si è preso questi lampioni, ha girato per il giardino come fosse una torcia. E oltre a questo ha preso gli zuccherini sempre illuminati dei bambini e ha preso un po' di roba. Il raid immediatamente denunciato alle forze dell'ordine, da cui però non sarebbe arrivata alcuna rassicurazione. I carabinieri ci hanno risposto: sono entrati dentro casa? No. E quindi noi non possiamo farci niente. Cioè, non ho capito, il ladro comunque è entrato dentro casa vostra perché era dentro al vostro giardino? È proprietà privata, quindi non è un parchetto pubblico, cioè il giardino è nostro. Però non possono farci niente. I carabinieri le hanno detto così? Sì, a mio marito le hanno detto così. Certo è che con il potenziamento delle misure di sicurezza in casa, che prenderanno presto come provvedimento, ora insieme ai vicini chiederanno anche un intervento del comune. Io non ho mai visto una pattuglia qui, mai. Insomma, una tripla grave delusione, poca cosa da un punto di vista economico, ma il ladro, rubando le decorazioni dei bimbi, ha sottratto anche i loro sogni e con essi la spensieratezza e la loro fiducia verso il prossimo e non ultima, il Natale, incalza Sara disperata. E sono un po' così, infatti questa notte sicuramente dormiranno con me. Adesso l'omicidio di Giulia Cecchettin ha trascorso la prima notte nel carcere di Verona. Filippo Turetta, il 22enne accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata. Dopo il colloquio di sostegno con uno psichiatra di ieri pomeriggio e dopo il primo incontro col suo legale Giovanni Caruso, è stato collocato nel reparto infermeria, dove dovrà rimanere per qualche giorno, sottoposto alle valutazioni psicologiche e psichiatriche prima di essere trasferito nella sezione protetti, quella per detenuti per reati a forte riprovazione sociale, che a loro tutela non devono avere contatti con persone in carcere per altre tipologie di reati. È sorvegliato a vista dagli agenti della polizia penitenziaria anche di notte per evitare gesti autolesionistici, definito provato e disorientato dal suo avvocato. Sentiamo allora le parole raccolte ieri proprio a Verona all'esterno del carcere di Montorio con l'avvocato Giovanni Caruso. È molto provato. I tempi per un colloquio avente ad oggetto l'allestimento, la predisposizione di una difesa vuoi materiale, vuoi tecnica, non ci sono stati. È disorientato, come ho anticipato, condizioni di salute per quanto riguarda gli esami diagnostici che mi sono stati rappresentati, condizioni di salute accettabili. La presenza o meno dal punto di vista appunto intellettivo e della capacità di orientamento, io non sono un esperto, dico che sono riuscito ad avere un'interlocuzione accettabilmente comprensibile e intelligente. Cosa poca l'isolamento? Il ragazzo non ha detto sostanzialmente nulla, non abbiamo affrontato nei dettagli i profili della difesa materiale in per questo momento. Avvocato?
è adeguatamente assistito e protetto in una carcere di grande sicurezza, tranquillante dal punto di vista della anche sorveglianza contro eventuali situazioni suscettibili di essere degenerare o di degenerare. L'interrogatorio, questo posso dirvelo, mi è stato notificata l'avviso di fissazione dell'interrogatorio di garanzia per il giorno martedì 28 prossimo 21. Ovviamente io lunedì avrò accesso agli atti. Non ho ancora alcuna idea di cosa si potrà verificare il 28, perché il 28 l'interrogatorio immagino, credo di poter dire, di poter anticipare che sarà in carcere. Saluto e ringrazio e buona domenica al sindaco di Vigonovo, Luca Martello. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Allora, vediamo insieme il servizio realizzato da Federico Fusetti e Cristian Rocca Iende. Ieri oltre 1000 persone alla fiaccolata per Giulia a Torreglia, nel paese di Filippo Turetta, e poi commentiamo insieme al sindaco. Vediamo la fiaccolata. Ho sentito nella giornata la famiglia di Filippo, era una giornata densa, carica di emozioni per loro e ci sono vicini con il cuore, ma avevano bisogno di viverla in tranquillità. Il messaggio era quello che condividevano questa serata, avrebbero sicuramente avuto piacere ad essere presenti, ma non se la sentivano, hanno preferito viverla in tranquillità a casa, ma sono con noi, insomma, nel condividere questo momento e nella vicinanza alla comunità. Una comunità scossa, smarrita, perché la vicenda che ha coinvolto Filippo e Giulia e le loro famiglie ha scardinato le nostre convinzioni. Ci ha fatto scoprire più vulnerabili, increduli, nell'accettare che la violenza possa essere presente nella normalità di una comunità come la nostra. Giulia è una delle nostre figlie, ma anche Filippo è uno dei nostri figli. Figli e figlie che abbiamo visto e vediamo crescere nelle nostre famiglie, che vanno nelle nostre scuole, frequentano i nostri campi sportivi e i palazzetti, a cui dedichiamo il meglio di noi stessi affinché si aprano alla società per realizzare il meglio di loro stessi. Eppure tutto questo oggi appare non sufficiente e ci disorienta come genitori, come amici, come istituzioni. Siamo in tanti e se tutto si ferma qui non serve a nulla. Quello che serve è capire davvero che serve un impegno nuovo, serve un impegno che non ci divida, serve un impegno che ci responsabilizzi tutti e nessuno escluso. Non sarà solo nelle scuole, non sarà solo nelle famiglie, non sarà solo negli ambienti delle associazioni, sarà proprio anche nel mondo del lavoro e nelle nostre relazioni quotidiane che, se avremo capito qualcosa di tutto questo, cambieremo il nostro modo di comunicare. Anch'io ho una bambina di quasi 8 anni e tante volte mi fa di quelle domande che io delle volte non so rispondere, e con l'aiuto delle maestre stanno affrontando il discorso anche in classe e lei sta iniziando a capire che cosa sta succedendo, fa domande come le dicevo prima e speriamo che prima o poi ritorni alla normalità che c'era prima, che ritorni tutto come era prima, ecco, questo sì. Allora, Sindaco, grazie ancora per essere con noi. Dicevo prima, si è chiuso ieri un primo cerchio di questa terribile vicenda, se ne aprirà un altro da domani sul fronte ovviamente giudiziario e poi con l'addio a Giulia Cecchettin. 2 settimane nelle quali Vigonovo e Torreglia sono state loro malgrado un po'
sotto i riflettori dei media. Che bilancio tira di queste 2 settimane? Abbiamo sentito anche le sue parole di ieri, se finisce qui insomma non è servito a nulla il messaggio. Sì, proprio questo è un po' il bilancio di quello che a Vigonovo abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Il calore è tanto, ma appunto, come è già stato detto anche ieri sera, è fondamentale che per noi ci sia l'impegno a trovare soluzioni, a indicare percorsi che saranno sicuramente percorsi che nessuno può pensare di fare da solo. Cosa intende per dobbiamo cambiare anche il modo di comunicare e di relazionarci, anche a livello istituzionale? Sì, credo che con i sindaci in queste occasioni delle fiaccolate ci siamo sempre anche riservati prima un momento di incontro tra di noi, sia a Vigonovo che a Torreglia, perché tutto ciò che è capitato a Vigonovo, a Torreglia, poteva essere Torreglia o Vigonovo o qualsiasi altro comune. La nostra capacità di condividere le informazioni è sicuramente qualcosa che potrà aiutare i nostri concittadini, ma anche tra concittadini, tra famiglie, tra genitori è importante saper stabilire dei ponti, dei contatti, forzando a volte magari l'istinto che ci vorrebbe così un po' sulle nostre, per dire così, ma al contrario è necessario forse proprio questo, fare una telefonata in più, fare una domanda in più, stare vicini ai nostri figli e anche tra di noi conoscerci al meglio. Noi sappiamo, insomma, i sindaci sono sempre in prima linea, no? L'abbiamo raccontato tante volte parlando di altre problematiche. In queste settimane, in questi giorni, cosa le dicevano i suoi cittadini, i cittadini di Vigonovo? Cittadini di Vigonovo e tanti cittadini anche da non di Vigonovo, di tutta la Riviera del Brenta, che sono passati qui sotto al municipio perché le distanze in questo caso sono proprio ridotte anche con l'abitazione della famiglia Cecchettin, chiedono di fare informazione, di aiutare le donne anche a imparare a usare strategie per sapersi difendere. E in questo senso è un invito che noi raccoglieremo e che sarà un ulteriore impegno. La difficoltà poi vera è quella di capire le ragioni di tutto quello che è capitato. Ogni cittadino si interroga, ogni coscienza si interroga perché è grande il dolore e altrettanto gigante è così la sensazione di aver perso, di aver bisogno di ritrovare quantomeno dei riferimenti, dei fari da inseguire. Ieri a Torreglia è una fiaccolata simbolica perché nel paese di Filippo Turetta, l'abbiamo sentito dalle parole del sindaco Origato, non se la sono sentita i genitori di Turetta di essere presenti. Si erano visti, se non sbaglio, alla marcia di Vigonovo in qualche modo con i genitori di Giulia. Quanto è difficile tenere insieme, perché lo diceva anche Rigato, lo avete detto un po' tutti, siamo qui per 2 famiglie, quanto è difficile tenere insieme questi 2 sentimenti, perché c'è da una parte ovviamente l'inevitabile rabbia per quello che è successo, dall'altra anche la vicinanza all'altra famiglia. È proprio questo che anche con la presenza del sindaco di Vigonovo ieri a Torreglia abbiamo voluto esemplificare con non poca difficoltà, perché l'istinto per tutti è forte e quindi le emozioni poi si assumono connotati, ognuno in base a com'è, che esprime a suo modo. Per noi era importante esprimere istituzionalmente l'importanza che c'è nel non sentirsi esclusi. Nessuno deve sentirsi escluso e nessuno deve sentirsi più o meno colpevole di altri in questo nostro vivere, questa società, perché non è partendo dalle colpe, ma è cercando proprio gli elementi che ci uniscono e che vanno esaminati, studiati da professionisti ai quali ora chiederemo davvero qualcosa in più anche a loro per aiutarci, per aiutare noi a
a usare, come dire, anche tutto questo calore, questa emozione e tradurla, trasformarla in forza e impegno accanto alle donne in particolare, ma accanto a tutte le nostre famiglie. Chiunque genitore si interroga in queste settimane su cosa poter fare, come poter migliorare. Questo sarà l'impegno che ci dobbiamo prendere tutti e, come dicevamo ieri sera, nessuno deve sentirsi escluso. Poi c'è l'altro fronte, lo dicevamo, si apre adesso il fronte dell'inchiesta, il fronte giudiziario. Da questo punto di vista la comunità di Vigonovo cosa chiede alla giustizia? Chiede davvero che faccia giustizia, che sia applicato tutto ciò che si può applicare per mostrare anche la forza con cui le nostre istituzioni, in questo caso gli organi di giustizia, applicheranno il giusto metro per dare giustizia a una famiglia, è una ragazza, è una nostra concittadina, in questo caso che purtroppo non c'è più. Le faccio l'ultima domanda. Si sta per organizzare, si sta organizzando l'addio a Giulia Cecchettin. Sappiamo che sarà a Padova, ci sarà in contemporanea anche a Saunara un altro momento. Padova per questioni proprio logistiche, anche di numeri, la presenze saranno tantissime. L'autopsia è prevista il primo di dicembre. C'è una data, secondo voi, o sapete se c'è una data di massima che potrebbe essere scelta per organizzare l'ultimo addio? Non abbiamo notizie per quanto riguarda la data, abbiamo degli appuntamenti previsti già da domani per questo tipo di prossimo appuntamento che ci aspetta tutti. Sì, Padova è il posto che accoglierà questo momento della celebrazione dei funerali, proprio per ragioni anche di carattere logistico. Penso anche a tutti gli studi sia superiori e universitari che anche Giulia ha frequentato in una città che probabilmente l'ha accolta, e i tanti suoi ex compagni di studi o amici probabilmente saranno così anche un po' avvantaggiati nel poter venire a vivere e convivere con noi questo momento. Benissimo, grazie davvero al sindaco di Vigonovo Luca Martello, grazie per essere stato con noi. Grazie mille a voi. Grazie. Ovviamente insomma, non sono stati giorni facili per il primo cittadino di Vigonovo con quello che è accaduto. I giovani che sopportano un disagio spesso drammatico. C'è un altro fronte che riguarda, e l'abbiamo raccontato nella nostra telegiornale di Treviso ieri, e che riguarda l'isolamento dei giovani, la sindrome, l'abbiamo raccontata più volte questo fenomeno, la sindrome di Hikikomori, e i giovanissimi che restano letteralmente chiusi nelle loro stanze, un po' perché, tra virgolette, drogati dalla rete, ma non solo, pieni di insicurezze, incapaci di affrontare l'esterno, e restano letteralmente nelle loro stanze e non escono più. Il fattore successivo è quello preoccupante al quale stanno assistendo docenti e presidi, e cioè in questo caso nella Marca sempre più ragazzi che si ritirano da scuola, si chiamano ritiri sociali, non frequentano più la scuola perché non escono più da quelle stanze. Io dico che ne ho 5-6 perché un paio sono borderline, però purtroppo io dico sono tanti. All'Istituto Max Planck di Lancenigo di Villorba complessivamente sono circa 7-8 i casi di cosiddetti ritiri sociali, studenti che per motivi diversi non escono di casa, addirittura dalla loro stanza, non frequentando la scuola. Casi dell'ormai nota sindrome di Hikikomori, esplosa nel post-Covid, un andamento in crescita confermato anche dalla dirigente scolastica del Besta, istituto che quest'anno conta un caso di ritiro sociale. Non ci sono al momento dati chiari, ma sono proprio gli istituti a fotografare un fenomeno in aumento. La sensazione è anche il fatto che si inizi a emergere, pare comunque un fenomeno in espansione. È ancora un po' un fenomeno a macchia di leopardo, forse anche perché non è chiarissimo, non è facile riconoscerlo. E di fronte a casi in continua
continua crescita, la scuola tenta di fare da tramite tra il ragazzo e il mondo esterno. Purtroppo questi casi sono aumentati. Chiaro che in questi casi la scuola può essere solo un tramite per la famiglia con le strutture territoriali. Qualcuno non ha neanche rapporti con noi, nonostante tutti i nostri sforzi. Attiviamo anche la DAD. Paradossalmente l'abbiamo mantenuta per queste situazioni. Un filo tra scuole e studenti che, seppur sottile, in alcuni casi dà i suoi frutti, che rappresentano un successo per entrambe le parti. I docenti mi raccontano che fanno partire il link la mattina, non si vede nessuno, ma colgono qualche segnale che dietro c'è una presenza. Ecco, questo scalda il cuore. L'anno scorso siamo riusciti a far ritornare un ragazzo nella seconda parte dell'anno in quinta. Dopo 1 anno e mezzo di ritiro sociale abbiamo portato alla maturità. Sono cose grandissime, cioè bisogna provarle, quindi la scuola è un'ancora, veramente un'ancora. Allora, vi ricordo, abbiamo aperto la nostra prima edizione parlando del omicidio avvenuto nella notte intorno alle 2 in zona San Geremia, vicino al Ponte delle Guglie, un 25enne tunisino che è stato ucciso a colpi di pistola, anche se il nostro Filippo Fois parla anche di un'ipotesi addirittura dell'uso di un fucile. Diversi spari comunque nella notte, una lite che era iniziata nelle vicinanze si è conclusa in questo bar gestito da cittadini bengalesi con la morte del 25enne ucciso a colpi di pistola. Un 33enne italiano è stato arrestato. Si parla di un movente di gelosia, la vittima che sarebbe il nuovo fidanzato, diciamo, della donna che stava con, in realtà precedentemente con l'assassino. Potrebbe essere quindi questo il movente. Inizialmente si era parlato anche di un movente legato a questioni di droga. Aspettiamo ovviamente di avere alcune certezze su questo, quindi ci ricollegheremo fra poco con Filippo Fois. Questo è accaduto nella notte in zona San Geremia a Venezia. Andiamo in pubblicità, poi di nuovo in diretta parleremo anche di politica. Rieccoci in diretta alla prima edizione. Abbiamo parlato di cronaca nella prima parte, adesso c'è anche la politica, perché è in corso, in questo momento è iniziata da mezz'ora la votazione per il nuovo o riconfermato coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia a Treviso. Questa mattina il congresso al Maggior Consiglio a Treviso, ci sono stati i discorsi dei due sfidanti, Claudio Borgia, lo sfidante, e il coordinatore uscente Giuseppe Montuori, e poi del segretario regionale Luca De Carlo. Sono iniziate le votazioni. È un congresso molto atteso, anche perché ci sono 2 anime all'interno di Fratelli d'Italia a Treviso, e appunto si attende di capire quale sarà il risultato questa sera poco dopo le 8. La vigilia del voto l'ha raccontata così Lina Paronetto con Luca De Carlo. Non esistono fazioni e non esistono guerre per bandi, forse 2 visioni di come amministrare un partito che domani si metteranno a disposizione di tanti militanti per votare il massimo della democrazia. Alla vigilia del primo dei congressi provinciali di Fratelli d'Italia, in cui dovranno sfidarsi, per non dire scontrarsi, 2 candidati, il coordinatore regionale Luca De Carlo continua a tenere la linea di un partito ispirato a un'unica figura, dice la premier Giorgia Meloni, e senza correnti. A Treviso però si ritroveranno di fronte l'uscente Giuseppe Montuori, vicino a De Carlo e al ministro Francesco Lollobrigida, e il giovane Claudio Borgia, vice sindaco di Montebelluna, che gravita piuttosto nell'area di Elena Donazzan e del ministro padovano Adolfo Urso. Che la discesa in campo di Borgia abbia creato dei malumori è cosa nota. De Carlo minimizza, non sono portatori di obiettivi differenti, dice. Sostanzialmente si differenziano un po' anche nell'approccio con gli amministratori, piuttosto che con le iniziative fatte sul territorio, piuttosto che con magari i punti di riferimento politici generali, però insomma non sono grandi differenziazioni, sono semplicemente 2 maniere di vedere la stessa cosa. Ma il confronto Montuori-Borgia è solo il primo di una serie, visto che Venezia parte, di fatto in tutte le province si andrà a una resa dei conti interna. Si vota al Maggior Consiglio dalle 12 alle 20, in serata l'esito.
La riconferma di Montuori significherebbe l'aperto sostegno degli iscritti a quanto fatto finora, una vittoria di Borgia, un vero e proprio scossone. Innegabile la recente crescita del partito, sottolinea De Carlo, indicando la strada della continuità. Il nuovo segretario dovrà occuparsi di elezioni amministrative ed europee e lavorare per la squadra da mettere in campo per le regionali, in cui il candidato governatore sarà espresso proprio dal partito di Meloni, e il leghista Roberto Marcato fa il nome del ministro Carlo Nordio, pronta la replica di De Carlo. A me fa enormemente piacere che Marcato sia passato da colpifero Fratelli d'Italia a riconoscere che con molta probabilità sarà un esponente di Fratelli d'Italia ad essere in corsa per la carica di governatore. Però, insomma, mi sembra un po' prematuro fare nomi. E a proposito di Lega, ieri invece l'assemblea provinciale della Lega Veneta a Vicenza. Liga Veneta al traguardo dell'Assemblea provinciale. A Vicenza si riunisce il Carroccio, porte aperte ai militanti, ai sostenitori, ai simpatizzanti. Al popolo della Lega arriva un invito che recita: c'è bisogno del tuo aiuto, della tua voce, delle tue idee, delle tue proposte per ripartire. Insomma, il Carroccio ha bisogno di nuova linfa. La Lega di Salvini, dopo essere cresciuta in un primo momento, ha iniziato un forte calo non solo a livello nazionale ma anche a Vicenza, dove alle elezioni amministrative c'è stato un crollo dal 15,88% del 2018 al 6,43% di quest'anno. Insomma, dallo zenit al nadir, qualcosa non ha funzionato? Non credo proprio, assolutamente, anzi basta vedere questa sala, ma anche basta vedere gli amministratori che abbiamo nei vari comuni, nelle città, ma poi se penso però anche... È una Lega in calo? È una Lega in calo? No, non è in calo perché siamo stati poco sopra al 10-11% ai massimi storici della Lega storica, della Lega Nord, quindi non siamo così in calo come si dice, abbiamo un sacco di amministratori. Grande protagonista dell'Assemblea di Vicenza, Giampaolo Gobbo, che con il suo nome ha scritto la storia della Liga Veneta, un protagonista della grande epopea politica del Carroccio sin dalle origini del movimento. Oggi chi meglio di lui può giudicare e raccontare la nuova Lega? E lui lo fa dispensando carezze politiche. Si parla di coraggio, ho sentito la parola coraggio, la parola identità, eccetera. L'unico segretario di partito da ministro della Repubblica è sotto inchiesta giudiziaria per aver fatto quello che nella sua funzione doveva fare. Credo che questo sia l'esempio classico che Salvini non ha cambiato assolutamente il modo di essere e di fare, il partito si è evoluto, il movimento si è evoluto, non è chiuso solo al nord come si è detto prima, è di tutta Italia perché in questo momento ci vuole anche l'Italia. Quindi non è cambiata assolutamente la nostra storia, c'è una genesi. E in Italia oggi la grande battaglia si chiama autonomia, una riforma che il Veneto chiede con forza. Prima del presidenzialismo che vogliono i Fratelli d'Italia passa prima l'autonomia perché è una legge ordinaria, quindi su questo siamo speranzosi, dopo siamo noi che ci siamo già presi anche abbastanza cose, quindi non è questo, anche autonomamente, senza autonomia la Regione Veneto vedo che ha delle caratteristiche abbastanza complete. Il tema dell'autonomia resta sempre un tema caldo tra Fratelli d'Italia e Lega. Adesso invece, cambiando argomento, l'abbiamo raccontato ieri, l'annuncio da Verona Papa Francesco che sarà nella città scaligera in Arena di Verona il 18 maggio 2024. La ragione di questa conferenza stampa, che è stata convocata soltanto questa mattina, è per dare un annuncio molto gioioso, che è la visita di Papa Francesco alla Chiesa e alla città di Verona il prossimo 18 maggio 2024.
Con queste parole, nel corso di una conferenza stampa straordinaria convocata senza preavviso, il vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili, ha annunciato la visita in città di Papa Bergoglio nella vigilia di Pentecoste per partecipare a una grande manifestazione per la pace in programma all'Arena, che vedrà coinvolte la comunità religiosa, le associazioni e i movimenti pacifisti. Il pontefice visiterà quindi il carcere di Montorio, lo stesso dove si trova ora rinchiuso anche Filippo Turetta, omicida reo confesso di Giulia Cecchettin. Nel carcere il Papa incontrerà ovviamente gli ospiti e starà a tavola con loro. Infine Papa Francesco celebrerà la messa allo Stadio Bentegodi. L'ultima visita di un pontefice a Verona risale al 2006. Nell'ottobre di quell'anno Benedetto XVI partecipò al convegno della Conferenza Episcopale Italiana. Il prossimo 21 maggio Verona celebrerà i 1650 anni dalla morte di San Zeno. Verona crocevia di popoli, secondo il Papa, e dunque spazio adatto al confronto e al dialogo. In questi tempi così drammatici, in cui talora sembra facile perdere la speranza, questa notizia della visita di Papa Francesco è senz'altro una buona notizia che viene a confermare questa chiesa di Verona e la città di Romeo e Giulietta, secondo quella promessa che è scritta nel Salmo 85, giustizia e pace si baceranno. Parliamo di ambiente. Ieri è stato presentato il rapporto regionale di Legambiente sui dati della raccolta differenziata, i cosiddetti comuni ricicloni. Treviso si conferma prima tra le città capoluogo nel rapporto di Legambiente sui comuni più ricicloni, con ben l'87% di raccolta differenziata. Seguono Vicenza con il 76% e Padova con il 64%, indietro Venezia e Verona. Grande risultato, lo confermano i cittadini con il lavoro che fanno tutti i giorni. Riusciremo ancora a migliorare i parametri con la raccolta differenziata che facciamo sui cestini pubblici, c'è qualche abbandono di troppo, l'obiettivo è di arrivare al 90%, soprattutto in ambito pubblico, e quindi lavoreremo per questo nel prossimo anno. Su 563 comuni complessivi in Veneto sono quasi 300 quelli che devono ancora migliorare le proprie performance in termini di gestione di rifiuti per raggiungere gli obiettivi del piano rifiuti regionale. Dati in chiaroscuro che vedono i paesi più piccoli come i più virtuosi, mentre restano indietro le città più grandi. Ma sono 138 all'interno di questi che sono comuni rifiuti free, cioè sono comuni nell'Olimpo dei comuni diciamo ricicloni, quelli che sono capaci di raggiungere grandi performance, di mantenerle e di dimostrare che è possibile ridurre i rifiuti sotto i 75 kg di secco residuo pro capite. Tra questi c'è anche il comune di Breda di Piave, il secondo più virtuoso nella fascia 5-15 mila abitanti, ma con un paradosso. Il nostro comune, come tanti altri, è interessato dal Piave. Il Piave è inteso come zona turistica e ricettiva, quindi soprattutto nel periodo estivo, ha un problema di abbandono di rifiuti, quindi siamo un comune virtuoso nella raccolta porta a porta, quindi per quanto riguarda i nostri cittadini, ma nel luogo, come si dice, aperto anche a turisti e ad altri, ecco, lì arriva la pecca. Problema che si intende affrontare in sinergia con amministrazioni e consigli di bacino, anche per allargare a tutto il territorio gli obiettivi previsti dal piano rifiuti regionale, che prevede che nel 2030 si arrivi ad una produzione di massimo 80 kg di rifiuto urbano residuo pro capite, vale a dire di rifiuto che è necessario smaltire e che non può rientrare nell'economia circolare, e con una raccolta differenziata pari all'80% in tutti i comuni. Se otteniamo questo risultato, dal 2030 in poi non avremo più bisogno di alcuna discarica in tutto il Veneto. Oggi ce ne sono 7 attive e saranno sufficienti i 3 impianti di termovalorizzazione che ci sono in Veneto, quindi Schio, Padova e Venezia. Allora torniamo velocemente a Venezia per fare un velocissimo aggiornamento flash con Filippo Fois. Abbiamo aperto con la notizia di questo omicidio avvenuto la scorsa notte in zona San Geremia, un 25enne tunisino ucciso a colpi di pistola o a colpi addirittura di fucile in un bar, una lite probabilmente per gelosia. Filippo.
Sì, diciamo che nuovamente naturalmente saluto i telespettatori di Antenna 3. Non è confermata la gelosia perché qui sta riprendendo piede l'ipotesi anche della droga o forse addirittura una commistione addirittura tra le due. Ciò che è certo è che però la persona che ha sparato è stata arrestata, ci dicono qui grazie anche alle telecamere della Smart Control Room. Il caso, qualcuno dice, oramai è chiuso, cioè si risolverà nell'arco delle prossime ore su quali siano stati i motivi. Ciò che è certo è che un giovane ha perso la vita nel centro storico di Venezia, ucciso a colpi di arma da fuoco dentro un locale in un momento in cui si trovavano tra l'altro diversi passanti ancora per strada, e questo è un fatto che per Venezia è veramente rimarchevole perché sono cose che qui non siamo abituati a vedere. Bene, grazie. Allora facciamo un ultimo collegamento proprio alla fine della prima edizione se ci sono altre novità. Dovremmo invece avere, cambiando decisamente argomento, passiamo da questo tragico fatto di sangue a Longarone con il nostro Lucio Zanato per l'apertura della mostra internazionale del gelato. Non è solo dolcezza, è anche un settore importante dell'economia, soprattutto di quella zona. Lucio. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, mi trovo alla 63esima edizione della Mostra Internazionale del Gelato qui a Longarone. Tante le novità che vi racconteremo perché sono state presentate dal presidente Michele Dal Farra. Però prima di tutto vi volevo cercare di avvicinare quello che è uno degli ospiti d'onore di questa Mostra Internazionale del Gelato, che è, lo conoscete tutti, il maestro Vissani. Maestro, intanto parliamo di questo gelato. Il presidente Dal Farra ha detto che il gelato del futuro non sarà solo così una chicca, ma diventerà proprio anche una pietanza, un modo di alimentarsi. Io penso che sia questo, ma ci vogliono i prodotti giusti del territorio. Dobbiamo salvaguardare questo grande paese che è l'Italia, ma senza azoto e senza pacogette. Ecco perché lei dice che noi dobbiamo valorizzare quello che è un prodotto inventato dagli italiani addirittura nel 1500. Nel 1500, che è stato inventato da questo gelatiere siciliano che ha aperto una gelateria a Parigi e ancora porta il suo nome, però con catena di medici, è chiaro, perché è stato il primo libro di cucina del Pelapra dopo scusate, ma beh, comunque quello che è importante è noi abbiamo un grande passato, dobbiamo avere un grande futuro con i prodotti tipici. Con i prodotti tipici, che ho paura che c'è uno smantellamento totale perché forse la gente, l'ultima generazione, non gliela fa più, tra avere contadini, grigli, il sabato e domenica bisogna stare a casa, bisogna dare da mangiare alle bestie, bisogna inventarsi, dare qualche cosa per avere il prodotto sano come il lamon. Voi avete questi famosi fagioli che sono meravigliosi. Anna mi ha detto, dice via la Pia, ma che via la Pia? 2-3 kg, Anna, per piacere. Però ti voglio dire che avete dei prodotti, le castraure, i lamon, le schie, le moeche, i gamberi di laguna, sono il massimo dell'espressione del territorio e bisogna saperli coltivare, dare qualcosa di inarrivabile a quelli che verranno dopo di noi e a tutti quanti i turisti. Esatto, il turismo è una cosa importante. Grazie al maestro Vissani. Noi invece cerchiamo di avvicinarci per quanto possibile al presidente Dal Farra. Perché dal presidente Dal Farra? Perché lui è quello che sostanzialmente ha dato tutte le informazioni. Chiedo scusa. Posso avvicinare il presidente Dal Farra? Siamo in diretta. Chiedo scusa. Presidente Dal Farra, siamo in diretta con il telegiornale, così al momento in velocità. Abbiamo sentito il maestro Vissani, ci ha raccontato il passato ma soprattutto il futuro di questo gelato che diventerà anche un alimento, ma raccontiamo invece velocemente tutte le cose che ha detto lei prima. Cioè intanto cominciamo con Longarone Fiere. Lei Presidente, ci sono delle importanti novità economiche per quest'area e soprattutto questo ente.
Sì, stiamo rifacendo un po' la governance della società. Io credo che in un paio di mesi, con fra l'altro la Regione protagonista, riusciremo a rinforzarla ed avere una capacità di investimento che ci porti belli strutturati verso le Olimpiadi. E poi l'altra grande novità riguarda Milano-Cortina. Voi diventerete di fatto l'hub d'entrata verso Cortina, cioè si arriverà qui a Longarone e poi da qui con le navette si va su a Cortina a vedere le Olimpiadi? Sì, tutte le persone che andranno sui campi di gara di Cortina dovranno stare qui e quindi stiamo pensando un grande progetto di ospitalità che parli del nostro territorio, che ci faccia conoscere ancora di più di quel che è nel mondo. Ecco, per ultimo Nicola, giusto per dire, perché so che devi tornare a Venezia per l'omicidio di ieri sera, è importante il fatto che questa fiera inaugura una collaborazione addirittura col CNR, quindi sperimentazione nell'alimentazione. Sì, abbiamo fatto questa scommessa con il CNR che l'ha accettata di buon grado, perché è la prima volta che escono dai loro laboratori e che entrano in una fiera per trasferire innovazione tecnologica alle aziende e addirittura alle gelaterie. Quindi il gelato del futuro parte di nuovo da Longarone? Il gelato del futuro parte sicuramente di nuovo da Longarone e io sono certo che avrà una storia gloriosa come quella di questi primi 63 anni. Grazie al Presidente D'Alfar, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie a Lucio Zanato, grazie davvero. Allora, beato te che sei alla Fiera del Gelato, noi andiamo velocemente in pubblicità, poi più tardi ci ricollegheremo con Filippo Fois per la vicenda dell'omicidio di Venezia che abbiamo raccontato finora, ma apriremo un'altra pagina. Ripartiremo dopo la pubblicità vedendo il film di Antonio Albanese sul crack delle Popolari Venete e dai film passeremo ai fumetti con l'intelligenza artificiale. Pubblicità e poi di nuovo in diretta. Cento domeniche, la tragedia del crack delle banche popolari in un film. Oggi la prima proiezione a Vicenza, l'epicentro del terremoto di BPV. Nella sala del cinema del Patronato Leone XIII le luci si spengono e va di scena il dramma. Sono felicissimo per voi. Non sapete quanto ho desiderato questo giorno, tu lo sai. Emilia mi ha raccontato 100 volte di quanto avete fantasticato sul suo matrimonio. Sì, quando ero piccola facevamo sempre la scena del mio arrivo all'altare, io ridevo come una matta. Come una matta, sì. Come tanti drammi, anche questo è imprevedibile, improvviso, aleggia sordo, invisibile su tante inconsapevoli famiglie che fondavano il loro futuro sui risparmi di una vita. E quando la verità cruda, terribile, si rivela, è già troppo tardi per migliaia di cittadini, di pensionati, di lavoratori che avevano riposto fiducia nel sistema bancario. Sì, fiducia, la parola chiave che coglie subito il vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, presente alla prima proiezione del film. Quella fiducia che è dentro una vita sociale di un paese ed è la fiducia nei confronti delle istituzioni. Ecco, mi sembra che sia un grande messaggio sotto questo profilo perché ci aiuta a ripensare come sia necessario riannodare i fili di questa fiducia che è stata profondamente ferita. Io mi aspetto un premio da una banca, perché questo film si racconta proprio che non è colpa del sistema banche, ma è colpa di determinate persone, ne bastano uno o due. Io il sistema banche, anzi, io lo proteggo e lo difendo, noi siamo qui anche per questo. Nel film c'è una tensione che cresce con la disperazione, con il senso di vuoto. Viene raccontato bene come il frutto del lavoro di una vita, i risparmi di tanti pensionati, di moltissime famiglie oneste, siano scomparsi nel vortice di un crack che ha inghiottito speranze, prospettive, intere esistenze. In questo territorio il dolore è stato enorme e ha coinvolto troppe persone, secondo me, troppe persone. Antonio, porca troia, anche tu, devi mettere tutto quello che hai in azione. Ma Maurizio, anche tu però con ste cazzo di azioni. Io non ho mai messo niente in azione, non sapevo niente di azioni. Io mi fidavo, mi sono sempre fidato.
Non farmi sentire più deficiente di quello che sono anche tu. Migliaia di persone si sono fidate, credetemi. Hanno sbagliato. La verità è che dovevi diversificare l'investimento, non mettere tutto in una cosa sola. No, non sei mica in pensione. Dai Antonio, hai fatto una fesseria. Ma quindi la colpa è mia? La colpa è mia se quei ladri mi hanno rovinato, se hanno rovinato un intero paese, Sono io il coglione e non loro i delinquenti. Dimmi, è così? Ho sbagliato solo io, Umberto, dimmelo. Chi ha sbagliato solo io, dimmelo. Me lo devi dire. Me lo dovete dire. Antonio. Allora, siamo tornati in diretta, così Antonio Albanese nel suo film, diretto e interpretato proprio da lui, ha raccontato il dramma delle banche popolari venete. Abbiamo visto un film, abbiamo parlato di creatività e in America per lo sbarco dell'intelligenza artificiale anche nel settore cinema ci hanno fatto uno sciopero che ha mandato in tilt il sistema, da poco rientrato, ma l'intelligenza artificiale è sbarcata o sbarca o sta sbarcando, lo capiremo meglio adesso, anche in un mondo importante come quello dei fumetti. Allora cerchiamo di capire se davvero l'intelligenza artificiale potrebbe uccidere non solo la creatività ma anche il lavoro di tante persone di questo settore, a partire da chi crea i fumetti, gli artisti. È un piacere avere con noi due di questi artisti. Torna a trovarci in studio Diego Bonesso, buongiorno, buona domenica. E in collegamento è un piacere avere con noi un altro artista di fama nazionale e internazionale come Fabiano Ambu. Buongiorno Ambu. Buongiorno a voi. Allora, velocissimo prologo con Bonesso e poi so che Fabiano Ambu è espertissimo di questa materia e quindi ci deve spiegare un po' cosa potrebbe accadere o cosa sta già accadendo. L'intelligenza artificiale cosa significa che crea i fumetti? Allora, l'intelligenza artificiale è caduta come un fulmine a ciel sereno sul nostro settore. Non ci aspettavamo una potenza simile di questa intelligenza, di questa potenza di calcolo, di questi software. Il nostro problema professionalmente sono le intelligenze artificiali generative, quelle che appunto sembrano, come per magia, generare nuova arte, nuovi contenuti dal nulla. Però il problema di fondo è che non è vero, non genera nulla dal nulla. In realtà va a pescare, a rubare, diciamo noi, effettivamente opere d'arte altrui per fare un gigantesco collage e realizzare delle opere che non sono realmente nuove, ma sono degli elaborati di quello che è già stato fatto dall'intelligenza umana. Per noi è un grossissimo problema perché chiaramente abbatte i costi di produzione di un prodotto artistico commerciale, che sia la grafica, della pubblicità, del negozio di panetteria, all'illustrazione pubblicitaria di qualsiasi tipo. Abbatte i costi perché oggettivamente il lavoro può essere fatto da queste nuove figure professionali, prompt creator, che però oggettivamente tra poco potranno essere sostituite a sua volta da un altro software. Quindi per adesso c'è comunque una persona dietro che però non è un artista. Sì, non è un artista, è una persona che dà delle indicazioni di testo a queste applicazioni per generare delle immagini. Questa cosa abbatte radicalmente i costi perché poi questa persona può fare il lavoro di 50 disegnatori con una qualità uniformata e appiattita. Ma un altro problema secondario è che tutte le aziende fanno in questo modo per risparmiare, ma quindi io ho un prodotto uguale prodotto da tutte le aziende che fanno lo stesso lavoro, quindi non c'è più un motivo per cui uno può fare un prezzo e uno può fare un altro. Al momento questo è un grossissimo problema perché i lavori stanno saltando, cioè i posti di lavoro stanno cominciando a saltare. È già cominciato questo fenomeno? Hanno già cominciato, molte aziende ormai per motivi di costi non chiamano più un illustratore, si rivolgono a queste intelligenze artificiali e quindi tante volte il lavoro non viene neanche fatto da questi prompt creator ma addirittura dalla segretaria che improvvisa, il risultato risulta indistinguibile per un non addetto ai lavori. Certo. Però oggettivamente la differenza c'è perché non c'è più il lavoro dell'ingegno umano ma c'è appunto uno sfruttamento di quello che l'essere umano ha già fatto precedentemente. Allora, andiamo tecnicamente a vedere, adesso vi chiedo un attimo la lancio io così mentre ne parla Fabiano Ambu lo vediamo. Affronto fra poco il tema del lavoro che ha già affrontato Diego Bonesso. Fabiano Ambu, come tecnicamente funziona questa
questo modo di ricreare dei disegni, lo dico in modo molto spartano, diciamo molto terra-terra. Abbiamo visto, adesso lo vediamo, un disegno di un leggendario illustratore, disegnatore, pittore, artista, Frank Frazetta, e a fianco, lo vedremo fra poco, la ricreazione virtuale. Come funziona tecnicamente questa cosa? Allora, intanto diciamo che non è creativa, per cui cosa fa? C'è un grosso dataset, cioè un archivio molto grosso di immagini che sono state comunque fondamentalmente rubate da queste aziende, che praticamente le hanno fatte passare come una sperimentazione di ricerca e poi le hanno rese però commerciabili, cioè l'intelligenza artificiale. Per cui che succede? Questo archivio fornisce tante di quelle informazioni per cui la macchina praticamente riesce a elaborarle, e in base a quello che l'utente poi disegna o richiede anche tramite prompt o le scelte che fa, la macchina praticamente si aggiorna e si evolve. Ok? Non è un'intelligenza creativa, perché cosa fa? Prende semplicemente immagini già esistenti e le rielabora. Questi esempi di Frank Frazetta non sono altro che fondamentalmente dal punto di vista legale un plagio. Però essendo per ora questi software, queste sono delle immagini che fondamentalmente sono dei primi lavori che hanno fatto tramite vari software. Questa per esempio è evidentissima che è un plagio, cioè essendo un'immagine talmente singolare, la macchina non ha trovato altri parametri per poterla integrare, per cui non ha fatto altro che copiare la stessa immagine. Oltre al problema commerciale, cioè il problema lavorativo, come diceva Diego, c'è anche un altro problema, che è quello culturale, perché le immagini che vengono prese sono immagini che sono già esistenti. Che succede? Che fondamentalmente questo blocca il progresso di quello che è l'arte, certo, e anche la cultura fondamentalmente. Quindi cosa succede? Che anche i ragazzi che adesso in questo momento, io lavoro con molti ragazzi anche per i corsi, quelli che vogliono iniziare a lavorare, avranno problemi nel trovare i primi lavori per poter poi maturare poi fondamentalmente dal punto di vista artistico e professionale anche. Perché adesso io ho la sede praticamente a Milano e siccome ho la sede e collaboro con molte agenzie pubblicitarie, ultimamente non si chiamano più gli illustratori, perché l'illustratore risulta un costo dal punto di vista lavorativo, quindi si preferisce un software di questo tipo, per cui paghi un'annualità e tutta una serie di immagini. Quello però che succede è che sono immagini praticamente riciclate, con una base fondamentale di legalità a cui si sta adesso lavorando. Per esempio in Italia c'è molto attiva l'associazione illustratori fumettisti che si chiama MEFU e che ha aperto un progetto che si chiama EGAIR, e che sta praticamente raccogliendo dei fondi per tutelare dal punto di vista legale tutti gli autori che verranno che praticamente rischiano di avere plagi o furti delle loro opere. Questo è già succedendo, si sono mossi prima negli Stati Uniti, è una cosa che adesso da un anno ha avuto un'evoluzione incredibile, perché praticamente cosa succede? Che molte persone lavorano con le immagini, cioè si divertono a creare immagini da niente, fondamentalmente non creano immagini. Ma nel momento che scrivono e vedono che si realizza qualcosa che loro hanno scritto attraverso prompt molto semplici, il gioco diventa cattura e quindi si creano problematiche poi dal punto di vista della diffusione del lavoro, dal punto di vista professionale. Insomma. Esiste anche, adesso lo facciamo vedere, un logo particolare. Diego, questo logo che adesso vediamo è un logo che esiste, viene già utilizzato, vediamo se si vede il logo che specifica, eccolo qua. Cosa viene già utilizzato? Quello famoso, il No to AI Generated Images, credo che sia nato nell'ambito di ArtStation, okay. Cioè un logo che si utilizza per indicare il diniego all'utilizzo delle proprie immagini per creare intelligenza artificiale o rappresenta anche una posizione politica in qualche modo, dire io non sono a favore di questo. Infatti molti artisti a livello globale l'hanno utilizzato come immagine profilo nei social per diverso tempo e su ArtStation, proprio per dimostrare che non sono a favore di questo tipo di generazione di arte. Invece il secondo logo, adesso ce ne parlerà bene Fabiano, perché è il logo che va a indicare fatto con creatività umana, cioè un'opera d'arte realizzata tramite
creatività umana e non intelligenza artificiale. Adesso sicuramente Fabiano ci spiega bene in che contesto poi troverà spazio questo nuovo logo. Esatto, questo logo dove lo troveremo? Allora, noi stiamo fornendo gratuitamente a tutti gli editori e autori che vogliono partecipare, nel senso vogliono affermare che il loro lavoro è creato dagli esseri umani e non dall'intelligenza artificiale. Perché? Perché fondamentalmente questo non esiste ancora una certificazione, ma anche nel rispetto di chi acquista le opere, di chi si sta rivolgendo. Comunque, se io compro un prodotto devo sapere da dove arriva, devo sapere che tipo di ingredienti ha, ad esempio se è cibo, no? In questo caso noi vogliamo, attraverso questo logo, non esiste ancora una fase legale per affrontare questo problema, noi abbiamo creato questo logo da dare a tutti gli autori e editori che volessero certificare che il loro lavoro è realizzato da esseri umani, anche perché c'è un certo pubblico, anche dal punto di vista dei lettori, che sono addirittura molto più critici rispetto a molti professionisti, perché a livello professionale sicuramente l'intelligenza artificiale ti velocizza, dal punto di vista artistico non è negativissima, dal punto di vista però tempistico ti dà possibilità di lavorare. Però qual è il problema? Che se un'azienda si rivolge a un artista, deve sapere se quel lavoro che ha fatto è il risultato di un software o è il risultato di un autore o un creativo che si è messo sulla scrivania, ha pensato l'idea, l'ha valutata, ha utilizzato tutte le sue conoscenze tecniche e l'ha proposta poi al cliente. Questo noi abbiamo fatto come un po' per spingere che si arrivasse a questa certificazione. Noi speriamo che si arrivi dal punto di vista legale, stanno lavorando su questo, l'Europa si sta muovendo in questo senso, però chiaramente la tecnologia va molto più veloce rispetto a quelle che sono le regolamentazioni dei vari stati dal punto di vista legale. Come sempre purtroppo è così. Una cosa che volevo chiedere, lo diceva prima, no? Dal punto di vista legale è ancora in fieri la cosa. Domanda così molto da uomo della strada, il prendere diciamo da questo database dei disegni originali non dovrebbe essere già una violazione del copyright, chiedo? Sì, però il problema è che non è regolamentato. Fondamentalmente questi archivi, appunto come diceva Fabiano, inizialmente era qualcosa di sperimentale, cioè legalmente dicevano noi prendiamo tutte le immagini da Google per esempio, ma perché stiamo sperimentando una cosa, però che cosa è successo? Hanno utilizzato queste immagini per alimentare le AI, perché più le utilizzi e loro più diventano intelligenti e più si alimentano, una sorta di Terminator, più lo usi e più si sviluppa. È un po' quello che si dice quando si parla di intelligenza artificiale. Il problema è che appunto i ragazzi lo stanno utilizzando tantissimo, noi professionisti cerchiamo di stare alla larga, perché fondamentalmente dando il tuo feedback, utilizzando queste applicazioni, le rendo sempre più intelligenti, perché c'è un'indicazione umana a monte che gli dice questo risultato è migliore di un altro e questo la fa crescere, la fa maturare. Infatti in pochissimi mesi ha fatto un balzo da gigante. Inizialmente sembrava un gioco in cui le figure erano tutte sgangherate, adesso invece in pochi mesi alcuni fotografi a mo' di protesta vincono concorsi di fotografie con fotografie realizzate in AI. Le immagini adesso addirittura vengono, erano entrati nel circuito come una sperimentazione, utilizzando però sono state talmente tanto smembrate, divise, ricollocate, mesciate, che comunque sono entrate nel sistema e quindi sono ormai di libero utilizzo. Poi molte aziende non sono regolamentate, quindi continuano a prendere le immagini dovunque, una volta che entrano nel sistema è difficilissimo farle uscire. Addirittura Meta, il nuovo business di Meta, adesso è appunto, se prima era utilizzare e schedulare gli utenti, adesso è proprio quello di imparare da quello che noi scriviamo, dalle immagini che carichiamo, vanno ad alimentare queste intelligenze artificiali, sono potentissime, nessuno nega l'importanza tecnologica, però utilizzato in questo modo ha solo aspetti negativi, perché sta togliendo lavoro, sta bloccando creatività, sta togliendo il lavoro ai giovani, perché un professionista come me e Fabiano, fondamentalmente noi siamo abbastanza al sicuro dall'AI, perché per l'esperienza che abbiamo possiamo competere ad armi pari con le AI, ma un ventenne che entra nel settore non ha gli strumenti tecnici per affrontarle. Purtroppo ci troviamo noi che siamo già, tra virgolette, siamo al sicuro, ci troviamo a dover difendere, tutelare, oltre che noi stessi, i giovani, che sono quelli più coinvolti
dall'utilizzo delle AI, perché dà la sensazione probabilmente che è semplice. È un po' l'effetto dello youtuber, dell'influencer, sembra tutto facile, e quindi anche quello che non sa disegnare bene con le AI sembra un disegnatore bravissimo. È un problema. Il doppio fronte di cui parlava Fabiano Ambo, insomma, c'è una questione creativa e di sviluppo anche culturale, no? Sì, purtroppo per come va molto regolamentata. Cioè, inizialmente ci avevano proposto, come per dire, è uno strumento utile in fase di brainstorming. È chiaro che una grossa casa di produzione come può essere la Marvel, la Disney, può utilizzarlo in fase di previsualizzazione, di concept, però poi paga gli artisti che lavorano. Ma un piccolo produttore fondamentalmente si vede abbattere i costi di produzione, quindi ne approfitta. Io lo capisco umanamente, cioè come io devo fare business, se non posso fare a meno di pagare un dipendente risparmio, però questo risparmio è fittizio, perché intanto sminuisce il lavoro dell'artista che va poi a sparire. E le case di produzione, che cosa rende una casa di produzione superiore a un'altra se tutti possono fare il lavoro allo stesso livello? Il business, si appiattisce tutto. Sì, il business al momento sembra essere quello di creare dei corsi per creare questa nuova professione del futuro, che è il prompt creator, cioè chi scrive i file di testo che alimentano le AI. Però anche questo è fittizio, perché alla fine non è un reale lavoro. Cioè già adesso ci sono il piccolo business, l'unico piccolo business che è nato, oltre che il risparmio per le case di produzione, sono appunto fare dei corsi per formare questa figura professionale. Però è una figura professionale che nasce morta, perché ci sono già pronte le AI che scrivono i testi dei prompt. Quindi verranno sostituiti anche i prompt a sua volta creator. vengono loro stessi sostituiti, Certo. E per uno che impara il lavoro ne basta uno, non ne servono 50. È estremamente pericoloso questo momento. Fabiano Ambo, a che punto siamo di questo pericolo? Partendo dall'Italia, perché immagino che diciamo che in America, non so, penso io siano già avanti con questo problema. Penso, sempre da uomo così, da poco esperto, a un mercato come quello del Giappone, dove la serialità delle produzioni è enorme, magari forse anche in quel mercato è più utilizzata. Cioè, a che punto siamo nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e anche qui in Italia, per capire com'è il rischio, insomma, adesso, in questo momento? Diciamo che noi siamo più, secondo me, a rischio, mentre negli altri paesi c'è una tutela dal punto di vista sia sindacale che di attività anche di artisti e creativi, che comunque hanno delle associazioni, dei collettivi, insomma, molto reattivi in questo senso. Infatti dagli Stati Uniti è arrivata la prima reazione e i tempi sono stati molto stretti, cioè in Italia è arrivata quasi subito, tant'è che molti artisti italiani, qualcuno ha provato anche la prima intelligenza artificiale, si è reso conto delle problematiche, perché poi ragioni anche sul quello che verrà dopo, cioè l'artista ha questo compito, cioè non ragionare sull'oggi ma pensare al domani. E quindi fondamentalmente il problema adesso come adesso dal punto di vista lavorativo c'è ed è effettivo. Molti illustratori in questo momento stanno perdendo lavoro, come i traduttori del resto, ma anche della TV, nel senso ci sono adesso riescono a replicare anche le voci. Da noi è più difficile tutelare quelle categorie perché non c'è già una tutela di suo, no, dal punto di vista legale, mentre negli Stati Uniti, in Francia, negli Stati Uniti abbiamo visto gli scioperi degli attori, degli sceneggiatori. In Francia lo stesso c'è anche una grossa reazione da parte degli illustratori e fumettisti, tant'è che l'associazione di cui ho parlato prima, il MEFU, ha contatti con la Francia e stanno portando avanti una regolamentazione che sta andando abbastanza veloce, l'Europa si sta muovendo molto in fretta. Un'altra invece cosa interessante che si può dire è che quelli che hanno lavorato all'OpenAI, ad esempio, ci sono anche delle interviste, si possono trovare anche su googlando, insomma, cioè ricercando, sono critici, nel senso alcuni si sono dimessi dalla loro professione perché vedono grosse problematiche dal punto di vista sociale, perché dal punto di vista economico è vero ci sono dei problemi, ma dal punto di vista sociale è ancora più grosso il problema. Cioè quello che noi stiamo lasciando alle nuove generazioni è l'impossibilità di diventare professionisti della creatività. Quindi diventerebbero solamente, almeno quei pochi che utilizzeranno, che sistemeranno, che correggeranno i lavori delle intelligenze artificiali, fondamentalmente non devono avere mansioni o competenze come possiamo avere noi in questo momento. Questo è un problema veramente grossissimo a cui nessuno sta facendo
grande attenzione, cioè perlomeno nessuno dal punto di vista, almeno in Italia non si dà molto peso a questa cosa, ma anzi si sfrutta tantissimo questa tecnologia con l'idea che si possa risparmiare tempo e superare anche quei professionisti che effettivamente hanno raggiunto una maturità, un interesse dal punto di vista artistico, per cui sono difficili da raggiungere. Allora questo sistema non fa altro che prendere artisti molto bravi, miscelarli e quindi portare la persona che scrive questo prompt a essere convinta di essere un artista ormai arrivato con competenze nulle praticamente. Allora, negli Stati Uniti lo sciopero e non solo. In Italia cosa si potrebbe fare? Come ho detto, in Italia si stanno muovendo dal punto di vista di questa associazione illustratori fumettisti, si sta muovendo in maniera attiva e tutti gli artisti adesso hanno fatto anche delle petizioni, sono in contatto con gli artisti americani, con gli artisti comunque europei, perché comunque bisogna muoversi insieme e non ci si può muovere per nazioni, anche perché le regolamentazioni sono tutte diverse. L'Italia, come dicevo prima, il problema è che non esiste una reale regolamentazione, una reale categoria. Per esempio noi come fumettisti non abbiamo una categoria vera e propria, abbiamo ancora siamo percepiti ancora come nel dopoguerra, cioè una legge del dopoguerra che ci definisce come secondo lavoro, anche se poi fondamentalmente per tanti come me e Diego è un primo lavoro, ufficialmente il primo lavoro, per cui questa cosa qui non è stata mai discussa. Per quello noi collaboriamo molto e comunichiamo con gli artisti del resto del mondo, perché comunque la risposta deve essere unita. Potrebbe nascere il sindacato dei fumettisti proprio da questa urgenza? Guarda, io spero, nel senso, di positivo abbiamo come dicevo, questa associazione, la ribadisco ancora, il MEFU, perché è molto attiva, a parte che sono molto giovani, ma si sono mossi immediatamente. Fondamentalmente stanno facendo le veci di un sindacato, non avendolo. Per cui questa cosa qua diciamo che è una reazione all'italiana, nel senso, non avendo una regolamentazione, non avendo un'organizzazione, ci si muove individualmente. Quindi questa associazione si è mossa, come noi artisti siamo mossi individualmente, e ci siamo contattati, stiamo cercando di reagire. Io sono molto attivo utilizzando social, utilizzando gli interventi che faccio alle manifestazioni, parlando anche con le persone. Adesso in questi giorni ero a Cartumix, ho parlato con qualcuno che definiva interessante l'intelligenza artificiale, perché lui ha detto magari io ho un'idea, poi scrivo un prompt, viene fuori un'immagine, poi la do a un creativo e lui me la sistema. Ecco, questa è l'idea che si ha qui in Italia della creatività, così non è. Siamo professionisti, abbiamo delle competenze, conosciamo basi di prospettiva, anatomia, composizione, cromatologia, cioè tutta una serie di competenze che le persone non conoscono, ma noi siamo nel paese degli allenatori, per cui è chiaro che il gioco è divertente quando uno si vede un'immagine che appare dal nulla con una qualità alta, buona alta, è chiaro che ha la percezione di poter fare qualsiasi cosa, ma non è così. Tant'è che per fortuna le agenzie molto grosse ancora si rivolgono ai professionisti. Diego, poi ci sono i lettori, che poi sono i fruitori, no? Sono la parte fondamentale del vostro lavoro. A loro cosa diciamo? Come devono difendersi da questa cosa? Io chiedo attenzione al lettore. Ecco. Io fondamentalmente mi rendo conto che spesso il lettore medio non ha neppure la consapevolezza e le competenze per rendersi conto di quello che sta vedendo. Chiedo maggiore attenzione e tutela da parte degli editori, quando il problema è che alcuni editori, anche blasonati, cominciano a produrre dei libri prodotti interamente da AI, in alcuni casi addirittura scritte da AI. C'è il problema su Amazon di libri scritti, interi libri scritti dalle AI, solo per generare traffico. Ai lettori chiedono maggiore attenzione, cioè sappiate che non tutto quello che leggete, che guardate, è generato da un essere umano, quindi attenzione. Noi tecnici lo vediamo a occhio nudo, capiamo quello che è fatto da AI e quello che non è fatto. Con questo incontro vorremmo dare quel minimo di consapevolezza. Chiaramente non possiamo dire boicottiamo, non comprate. Stavo dicendo, un passaggio ulteriore forte sarebbe il boicottaggio. Però non è una cosa che si può chiedere, certo. Non è una cosa che interessa neanche il lettore. Il lettore vuole il prodotto finale, come spesso e volentieri. Alcuni lettori chiaramente sono attenti, sono consapevoli, vogliono un prodotto di un certo tipo. Molti altri lettori purtroppo
non se ne rendono conto, non ci fanno alcun problema. Che l'abbia vedo adesso molte aziende che nascono, che producono grafiche per t-shirt o altro, fatte con le AI, non costa niente, ho 20 grafiche di qualità elevatissima che non avrei mai potuto avere pagando un artista e le metto in commercio. Ai lettori chiediamo attenzione, consapevolezza anche da parte di organizzatori dei festival. C'è stato il problema, Fabiano è stato molto attivo su questo, alcuni piccoli festival italiani che hanno cominciato a proporsi e a promuoversi con locandine fatte da AI. E dico, questo è sbagliato, è eticamente scorretto. Quando tu organizzi un festival che parla di fumetto, di illustrazione, di creatività e usi come bandiera immagini realizzate da AI, questo è eticamente scorretto. Tu crei un festival, un evento, un incontro per favorire le arti, per favorire un certo tipo di mercato, però ti promuovi utilizzando dei mezzi che non sono frutto di quest'arte che tu promuovi. È scorretto, io capisco a monte il problema del voler risparmiare, però rendiamoci conto che in Italia i prezzi sono bassi. Cioè, che si paghino questi 200-300 euro per pagare un illustratore magari giovane che faccia un'illustrazione, una locandina, anziché risparmiare tutti i costi per avere una cosa, una fiera che si presenta con un festival, con una locandina che mi è costata 5 euro, 10 euro, non è serio, non è corretto, non è etico. All'utente io mi rendo conto che purtroppo molti non hanno questa consapevolezza. Vi chiedo di quel minimo di attenzione in più, cercate di capire che cosa vedete, cercate di essere sicuri che il vostro prodotto sia realizzato da un essere umano e non da una macchina. Attenzione, e chiariamoci, quando si dice realizzato alla macchina non vuol dire che la macchina realizza ex novo, questo punto è fondamentale. Le AI generative non vuol dire che creano arte e intelligenza dal nulla, rubano e creano un collage, questo è, non creano niente di nuovo, sappiatelo questo. Ogni illustrazione fatta con l'AI in realtà è frutto di una ruberia di arte altrui. Hanno preso l'arte, l'elaborato realizzato da un essere umano e hanno fatto un collage con il lavoro di 10 persone differenti e l'ha elaborato con il nostro feedback. Quindi io vorrei dire, non comprate queste cose, ma non funziona così, non posso pretendere il boicottaggio, non posso pretenderlo io. Spero solo che il lettore prenda consapevolezza che c'è questo problema, che non tutto il prodotto che vi arriva è fatto da intelligenza umana, ma è fatto da una macchina autonomamente, rubando immagini altrui e appunto il lavoro altrui. Cercate di essere consapevoli e nel piccolo mi permetto di dire, privilegiate nei vostri acquisti quello che sapete essere fatto da un essere umano e non da una macchina, perché così il settore va a morire, non si creerà più niente e si continuerà a vivere di questa banca dati di immagini generate in passato e soprattutto anche per una questione occupazionale, cioè le scuole di grafica rischiano, cioè le scuole che insegnano questo, che formano queste professionalità stanno rischiando in questo momento. Cioè, in questo momento io me ne metto nei panni di una famiglia che ha il figlio che fa la prima superiore e studia grafica. Non è detto che se si continua di questo passo, alla fine del suo percorso di studi, il suo lavoro abbia ancora un'utilità, che è quello che è successo alla mia generazione nel passaggio tra l'analogico e il digitale. Certo. Tutti quelli che hanno studiato grafica in maniera analogica, è capitato che alla fine degli anni 90 hanno finito il loro percorso di studio, finita la scuola e il loro lavoro semplicemente non esisteva più. Quindi attenzione e consapevolezza, perché il rischio è grande e bisogna capire, vale la pena risparmiare per non pagare una persona, ma la ricaduta sull'indotto in termini negativi è gigantesca, sempre tenendo presente che tecnologicamente è una cosa eccezionale dal punto di vista tecnico, non possiamo negare la grandiosità e la potenza di queste macchine, di questi software. Però cerchiamo di prendere consapevolezza di quello che è il rischio che si corre in termini occupazionali e di appiattimento della creatività. E ripeto, io e Fabiano possiamo starcene a casa e continuare con il nostro stare tranquilli, ma quelli che rischiano di più sono i giovani, che purtroppo sono anche quelli che fomentano di più queste tecnologie. Quindi io mi appello veramente alla consapevolezza delle persone.
affinché ci si unisca, si faccia tramite il MEFU o un'altra entità, si cerca di creare un gruppo compatto, si cerca di legiferare e di mettere a norma tutto questo, perché com'è in questo momento in Italia è un problema veramente grosso, veramente grosso. Allora Fabiano, diamo un velocissimo vademecum, diceva siate maggiormente consapevoli. Al momento il lettore può essere consapevole da cosa può vedere, ci sono delle cose tecniche dalle quali può vedere o sapere che un prodotto è generato da intelligenza artificiale? Allora, quelli più attenti sì, quelli che sono più presenti nel mondo del fumetto, ad esempio, sono già dalla parte del no AI, diciamo. C'è l'altro problema anche dei diritti, nel senso, quando si crea, si realizza, non crea, si realizza un'opera, no? Scritta o illustrata, non è vincolata da diritti se è creata con intelligenza artificiale. Quindi qualsiasi persona la può prendere e ripubblicare. Questa è una cosa che è già arrivata dagli Stati Uniti e funziona così anche qua. Quindi già questa è una cosa che può allontanare un po' alcuni editori dall'idea di pubblicare, fare qualcosa e essere convinti che non possa essere replicata. Seconda cosa, per quello che diceva dei ragazzi, sono d'accordo con Diego, c'è questo problema qui. Quello che si può fare, ecco, io lettore, no? Sì. Domani io lettore compro online oppure compro un prodotto che non so essere generato da intelligenza artificiale, come faccio a saperlo? Ecco, per me questa qui è una truffa, nel senso, se io voglio acquistare un prodotto che non è intelligenza artificiale ma non mi viene certificato, non mi viene detto, secondo me questo qui è illegale dal punto di vista del commercio, nel senso, io il consumatore devo sapere cosa sto andando ad acquistare. Per quello noi abbiamo creato quel logo, certo, per spingere un po' l'idea dal punto di vista legale, che si crei questa sorta di certificazione. Allora lì potrebbe essere competitiva la questione, cioè lì potrebbe essere anche sensibilizzato il lettore e rendersi conto delle differenze, ma in questo momento tutte le immagini che si vedono realizzate dall'intelligenza artificiale derivano da artisti veramente al top dell'attenzione, del top della loro professionalità, per cui noi che siamo professionisti ci rendiamo conto anche dell'origine di quelle immagini. Chiaramente il lettore no. Questo è importante farlo arrivare ai lettori, cioè lì è tutta una questione di cultura e di conoscenza e di educazione. Se il problema dell'intelligenza artificiale non è la tecnologia in sé, il problema dell'intelligenza artificiale è chi la sta utilizzando commercialmente. La sta utilizzando in un modo che è scriteriato e che ha l'unico obiettivo quello di crescere a livello di potenza, potenza proprio commerciale. Tant'è che adesso c'è anche la situazione problematica, dico l'ultima, sulla OpenAI, che praticamente si prenderanno in carico tutti i clienti che avranno problemi legali con plagi, copie da parte di altri autori. Se ricevono delle denunce, praticamente OpenAI si assume tutti gli oneri legali, che è una cosa assurda, strana, perché significa che sono costi molto grossi, ma si vede che sono già preparati a guadagnare talmente tanto da poter avere le spalle coperte, violare legalmente. Ok. Va bene, va bene. Leggiamo con attenzione i credits dei fumetti, ecco, e dei libri, perché bene o male le aziende tendono a scrivere chi è realizzato, tante volte scrivono realizzato, però è all'interno, dovrebbe essere, insomma, non è in copertina. Ecco, okay, allora guardate bene quando lo acquistate, se chiaramente non è un prodotto in cellofanato, insomma, se avete acquistato un prodotto guardate bene sempre i crediti, sì, cercate di capire, cercate di essere precisi. I grandi editori, Bonelli, non ha questo problema, certo, gli autori noti, cioè, certo, su quello un po' più sconosciuto sono, certo, i piccoli editori al momento, però si fa grande uso in pubblicità, illustrazione, t-shirt, certo, quel tipo di lavoro sì è fatto a mani basse tramite intelligenza artificiale. Allora devo chiudere perché la pubblicità irrompe. Io ringrazio davvero Fabiano Ambo per essere stato con noi, anche Diego Monesso, ci avete aperto insomma uno squarcio importante su un tema davvero importante e rischioso. Allora magari ci riaggiorneremo per capire come sta andando anche la battaglia contro questa situazione. Vi ricordo soltanto che questa sera vedremo tutti i dettagli dell'omicidio che è avvenuto stanotte a Venezia, un 25enne tunisino ucciso a colpi di pistola da un 33enne italiano che è stato arrestato in zona San Geremia. Vi lascio al meteo e poi al film come di consueto. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie a voi.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Alta pressione, dunque bel tempo, ma soffiano venti freddi da nord e il clima sarà decisamente invernale. Il dettaglio di domenica 26 novembre. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata dal sole, con cielo al massimo poco nuvoloso dappertutto. Sui settori dolomitici più settentrionali saranno probabili delle nevicate, localmente anche abbondanti. Temperature sostanzialmente stazionarie, le minime saranno sotto zero pressoché ovunque, tranne a Venezia, massime tra 6 e 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui soleggiato, cielo sereno poco nuvoloso al mattino e decisamente freddo in montagna, con probabili gelate estese anche in pianura. Temperature minime tra -1 e 4 gradi, massime sui 9-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo diffuse nevicate sui settori più a nord, altrove prevalenza di sole. Temperature minime intorno a 1-1 grado, massime sui 10 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.